Framonte, ricerche sospese, un conto da 50.000 euro per l'emergenza fantasma. Aspiriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di martedì 30 dicembre 2025, notizia che troviamo sul Gazzettino di Belluno. Belluno prende sempre più quota l'ipotesi di uno scherzo, nessuna traccia dell'escursionista che aveva chiesto soccorso, ma i carabinieri indagano ancora. Ricerche sospese e un conto da pagare che potrebbe superare anche i 50.000 euro se davvero venisse appurato che l'allarme lanciato venerdì da un escursionista è stato solo uno squallido scherzo. 3 giorni di ricerche con una quarantina di volontari all'opera non hanno dato esito e così, salvo l'emergere di nuovi elementi, per il momento i soccorritori hanno alzato bandiera bianca. Ma il sospetto che quell'improvviso SOS sia stato il frutto di una mente malata e non di una persona seriamente in difficoltà è sempre più radicato. La donna, 65 anni, con tanto di nome e cognome che alla prova dei fatti non hanno mai trovato alcuna corrispondenza, aveva detto di essere scivolata da un sentiero sul Framonte e lì l'hanno cercata per 3 giorni, a piedi, con gli elicotteri, con i droni, con le termocamere nel gelo di fine dicembre a 2000 metri di quota. In 15 sono partiti dalla stazione di Agordo del soccorso alpino assieme a vigili del fuoco e guardia di finanza. Si è mosso perfino un elicottero dell'aeronautica da Poggio Renatico a 250 km di distanza per dare alla sventurata una singola chance di sopravvivenza. Gli uomini hanno cercato tra le rocce in ogni sentiero, a partire dalla vetta fino agli itinerari di fondovalle che lambiscono gli abitati di Agordo e Taibon, senza esito. 3 giorni di ricerche per noi sono stati molto dispendiosi, abbiamo messo in campo tutte le forze possibili, dice il presidente del soccorso alpino veneto Giuseppe Zandegiacomo. Nei soccorsi le prime ore sono fondamentali, specie per le persone che hanno subito traumi. Dopo la prima notte all'addiaccio la percentuale di trovare qualcuno in vita cala molto. Specie se non si ha un vestiario adeguato, sempre che non abbia trovato riparo in qualche anfratto, magari protetta da un telo termico. Ieri mattina si è tenuta una riunione tecnica in prefettura Belluno per fare il punto sulla vicenda. Il risultato è stato tutt'altro che banale: ricerche sospese, riprenderanno solo in caso emergano novità rilevanti, che però allo stato attuale non ci sono. Nessun mancato rientro a casa, nessun appello da altre parti della regione o d'Italia. Gli interrogativi invece abbondano. Intanto è ben strano che la richiesta di aiuto sia partita da un tablet privo di scheda SIM, quando un meno ingombrante telefono, che peraltro era comandato nelle uscite in montagna, sarebbe stato più utile. Inoltre la donna aveva affermato di essere partita dalla valle di Lucano, popolata soltanto da qualche decina di abitanti, dove la presenza di un'auto in sosta da giorni avrebbe insospettito i residenti. Detto questo, per i carabinieri l'allarme è ancora operativo e lo sarà fino a prova contraria. Continueranno dunque le indagini sul caso alla ricerca di una possibile traccia della donna che, se rintracciata in un contesto diverso da quello silvopastorale, potrebbe dover pagare il conto di tutte le forze operative messe inutilmente in campo per la sua ricerca, stimato in almeno 50.000 euro, oltre alla denuncia per procurato allarme che prevede fino a 6 mesi di arresto. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno con tutte le notizie che hanno un richiamo. Ecco come si apre la prima pagina di questa edizione. Notizie in primo piano: giochi, Cortina è pronta a decollare, la montagna guida il turismo veneto, ma l'eredità dell'evento a 5 cerchi darà alla Perla delle Dolomiti una nuova dimensione. Alberghi più moderni, strade, infrastrutture, investimenti, ecco come la rassegna mondiale ridisegna il futuro della Conca. L'articolo è di Dibona e lo troverete a pagina 3. Gli investimenti e le infrastrutture per le Olimpiadi da un lato, i dati turistici del 2025 certificati da Federalberghi dall'altro. Cortina può guardare con ottimismo al nuovo anno. L'associazione degli albergatori promuove il grande evento a 5 cerchi, soprattutto perché porta nuove strutture ricettive e un miglioramento complessivo del paese, che oggi soffre per tanti cantieri ma che poi avrà un tornaconto con l'aumento della ricettività di eccellenza, dice la presidente Ruatti. E anche dal comune viene benedetta la riqualificazione che si accompagna ai giochi, al via tra poco più di un mese. Foto di copertina, sci di fondo, scusate, il trichianese è 8º assoluto nel Tour de Ski. Parliamo del miglior azzurro ad Obiaco, Elia Barp, in forma olimpica. Super Elia Barp, che ad Obiaco nella seconda giornata del Tour de Ski ha brillato nella prova dei 10 km a tecnica classica. Il veronese è arrivato al traguardo con l'8º tempo assoluto e primo dei non scandinavi, che stanno ammazzando la competizione. L'articolo di Tavosanis lo troverete a pagina 13.
Sedico, morto a 77 anni l'imprenditore Ruggero Vanza, è morto ieri all'ospedale di Belluno. Ruggero Vanza, uno dei protagonisti del boom edilizio della vita economica sedicense degli ultimi decenni. L'articolo a pagina 9. Dario Fontanive invece firma questo articolo che troverete a pagina 11. Troppi vandalismi e scatta l'ordinanza, ora baita chiusa. Canale, la Papa Giovanni Paolo I è a pezzi, servono lavori di manutenzione e ripristino. Chiusa fino a data da destinarsi, così ha deciso il comune di Canale, che ha emanato un'ordinanza per la baita Papa Giovanni Paolo I, preda in diverse occasioni dei vandali. La struttura necessita di lavori di manutenzione e sistemazione a causa di ripetuti episodi di incurie e danneggiamento, opera di turisti di passaggio poco educati. Si tratta di una baita libera che dovrebbe servire a escursionisti o boscaioli in difficoltà. Belluno, DMO Bond guarda avanti, ora serve più coesione. Dal 1 gennaio a 2 mesi dopo le Olimpiadi è l'orizzonte temporale di lavoro che Dario Bond pone alla DMO e al territorio bellunese per cogliere tutte le opportunità dei Giochi Milano Cortina 2026. L'assessore regionale spegne le polemiche sorte attorno alla mancata sponsorizzazione olimpica e rilancia. Ora serve coesione vera per portare a casa un risultato positivo dal grande evento. L'articolo di Damiano Tormen a pagina 2. Feltre, centro servizi Brandalise, un rosso da 400.000 euro. Bilancio in pareggio nel complesso, ma spicca il negativo per il centro di servizio Brandalise di Feltre e la possibile uscita dei servizi sociali dall'azienda. Questo emerge dal bilancio di previsione dell'azienda feltrina per i servizi alla persona presentato ieri in Consiglio Comunale dall'assessore al sociale Maurizio Zatta. Per il centro Brandalise i numeri dicono meno 400.000 euro. L'approfondimento di Mammani a pagina 7. Toscani a pagina 12 firma invece questo articolo: 1 milione per la stazione ma utenti dei bus a piedi. È stata ufficialmente firmata la convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e il Comune di Calalzo a sostegno della realizzazione del nuovo terminal dei bus presso la stazione ferroviaria. Il fondo contribuirà alla realizzazione dell'opera con un finanziamento di 1 milione di euro a fronte di un investimento complessivo che per il solo terminal del bus si avvicina ai 4 milioni di euro. Nel frattempo una lettrice segnala che a Calalzo un mezzo di Dolomiti Bus è passato dalla fermata con 10 minuti di anticipo, lasciando a piedi i passeggeri. L'approfondimento di Toscani lo troverete a pagina 12. Ancora sport, mercato e impianti, la Dolomiti ufficializza Fontana Fredda per domenica, l'articolo di Lazzarina a pagina 14. Belluno, Parco dello Stadio, gamba Baldenico ormai sugli stalli, è guerra aperta, l'articolo di Federica Fanta a pagina 5. E ancora Santa Giustina, trasloco da Meano a Cerniai, scoppia la protesta dell'asilo. Da metà 2026 operativa la scelta dell'amministrazione comunale, contestata però dalle minoranze. Non c'è copertura finanziaria. L'approfondimento di Scarton lo troverete a pagina 9. Questi quindi gli articoli, le principali notizie che troverete in questa edizione del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. Ecco la prima pagina, la stancata di Capodanno. Da gennaio i rialzi al casello sulla A4 Brescia-Padova. CAV a 13, a 27, a 23 e a 22, Autobrennero, nessuna variazione sulla Venezia-Udine-Trieste, rincari dell'1,5% dei pedaggi autostradali in Veneto e dell'1,6% medio sui treni per i pendolari. Il nuovo anno si apre con una pessima notizia per automobilisti, autotrasportatori e pendolari. Dal 1 gennaio adeguamento tariffario medio dell'1,5% per le concessionarie autostradali che stanno aggiornando i piani economico-finanziari. A nord-est A4 Brescia-Padova, a 13 a 27, quindi la 27 è l'autostrada che interessa direttamente Belluno, a 23 CAV e a 22. Nessun aumento sulla Venezia-Trieste, adeguamento medio dell'1,6% per gli abbonamenti dei treni. Barbieri e Paduano firmano questi articoli da pagina 4 a pagina 5. Calalzo, 1 milione per il terminal della stazione degli autobus, l'approfondimento a pagina 30, Gigi Sossi invece a pagina 21 fa un approfondimento in merito alla notizia di cui abbiamo dato risalto per questa edizione di Edicola Belluno. Framonte, nessuna traccia, 30 uomini, 2 elicotteri per cercare la scomparsa.
Nelle cronache parla Laurent Berton, Confindustria, le Olimpiadi rappresentano il nostro futuro. La presidente degli industriali è sicura, occasione storica, dobbiamo essere uniti e giocare bene le carte a nostra disposizione. L'articolo di Dalmassa, pagina 19. A pagina 29 invece San Vito di Cadore, alleanza tra enti per sorvegliare Croda Marcora e le sue colate. L'Università di Firenze era intenzionata a riportarsi a casa il radar che controlla ogni possibile movimento fino ai 3.000 metri della vetta. E la foto di copertina è dedicata al cambiamento climatico che interessa anche il territorio bellunese e tutto il nord-est. L'esperto del CNR: è cambiata la direzione delle correnti d'aria scusate, e le montagne sono un muro. Il nord-est è più afoso, non basta la neve artificiale. Impianti sistici in sofferenza per il cambiamento climatico che riguarda anche il nord-est. L'approfondimento di Murzio da pagina 2 a pagina 3. E ancora le feste nelle piazze fino all'alba, iniziative, regole e divieti in tutta la provincia. Dal capoluogo alle Dolomiti le feste di fine inizio anno animano città, periferia e montagne con appuntamenti pubblici e privati di richiamo. A Belluno Piazza Duomo diventa palcoscenico all'aperto dalle 22 alle 2 tra musica, animazione, spettacolari, giochi di luce. Scusate, ma ci sono anche altri programmi sulle Megala, Santa Giustina e Falcarne in Cadore e naturalmente in una cortina già immersa in clima olimpico. L'approfondimento di Ivan Ferigo lo troverete a pagina 20. E ancora medici di base, emorragia infinita, in montagna assistenza a rischio. Nel 2026 previsti numerosi pensionamenti, burocrazia infinita, carte inutili da compilare e sempre meno medici di base. Nel 2026 non vediamo prospettive esaltanti per la nostra categoria, resteranno i soliti problemi, anzi questi si acuiranno ancora di più, visto che parecchi colleghi andranno in pensione e non si troveranno facilmente i loro sostituti. Secondo i referenti dei sindacati di categoria FIMG e SNAMI, quello che sta per iniziare sarà un anno pieno di incertezze. Sindacati che tornano ad alzare la voce con l'US numero 1 Dolomiti: ai medici che operano a Belluno e Feltre deve essere riconosciuta la maggiorazione come zona disagiata. L'articolo di Paola Dallanese lo troverete da pagina 16 a pagina 17. E con questa notizia scusate, è davvero tutto per Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.